Dunque, la relazione tra natura e infanzia, per me, parlo pensando alla mia di infanzia, è una relazione di osservazione, di silenzio, uno spazio in cui osservavo prevalentemente quello che capitava, e penso che sia stata una grande opportunità poter stare nella natura quando ero piccola, perché credo che ci sia già lì un esempio di quello che poi succede dopo, quando si diventa più grandi, quindi si sperimenta il fatto dell'attesa e anche della delusione, perché magari ci si aspetta delle cose che non succedono, soprattutto si sperimenta il tempo, e quindi penso che sia una cosa bella e importante. Per me lo è stato, insomma, e quindi col mio lavoro ho cercato cioè ho semplicemente ricordato in realtà questa cosa, e grazie alle parole di Beatrice Masini quelle parole sono state la porta per ricordare, ecco, e io ho messo nelle immagini questo ricordo personale.